Eder. Mech. Pallister. Sebastiano Visintin è comparso in aula a Trieste per la prima udienza del processo per diffamazione nato dalle querele dei vicini di casa, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, quelli che per anni sono stati descritti come i vecchi amici della coppia. Sono loro a essersi sentiti tirati in ballo da alcune frasi pronunciate da Visintin in TV, quando aveva lasciato intendere che, la sera della scomparsa di Liliana, i vicini sarebbero entrati in casa loro con uno stratagemma e avrebbero forse portato via qualcosa, probabilmente le chiavi dell'abitazione. È su questo nucleo di dichiarazioni, rese in più apparizioni televisive nel 2023, che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata, con i coniugi Micheli e Nasti costituiti parte civile. Nell'udienza di oggi il marito di Liliana si è presentato in tribunale per il dibattimento vero e proprio, dopo i passaggi preliminari che avevano già fissato il processo. In parallelo, i giornali locali riferiscono che per un'altra denuncia a suo carico il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, ma la difesa degli stessi vicini, gli storici amici della coppia, si è opposta, chiedendo che si prosegua con gli accertamenti. Su questa seconda posizione la giudice per le indagini preliminari si è riservata la decisione, rinviando il momento in cui stabilirà se chiudere il fascicolo o andare avanti. Sul piano del contesto, questa udienza arriva mentre il caso Resinovic è già appesantito da altre battaglie parallele. Dal ricorso in Cassazione presentato dalla difesa di Visintin contro il no del GIP a una nuova perizia medico-legale, fino all'indagine aperta sul tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari. Proprio alla vigilia dell'udienza per la diffamazione, infatti, l'avvocato Nicodemo Gentile ha confermato che a seguito dell'esposto di Sergio Resinovic sulla torbida vicenda della vertebra T2, il fratello di Liliana è stato formalmente riconosciuto persona offesa e che Molinari risulta iscritto nel registro degli indagati per quanto accaduto a partire dal 7 maggio 2025, quando aveva pubblicamente dichiarato di aver provocato lui quella frattura durante l'autopsia. Il risultato è che mentre sul fronte principale si attende ancora una verità processuale sulla morte di Liliana, in tribunale stanno correndo 3 binari diversi. Il procedimento penale per omicidio a carico di Sebastiano Visintin, il ricorso sulla perizia e sulla gestione della vertebra T2 e ora il processo per diffamazione legato ai rapporti sempre più logorati con i vicini di casa, sullo sfondo di altre denunce per le quali il PM chiede l'archiviazione e la parte civile si oppone. Una fotografia che racconta quanto il caso Resinovic, oltre a essere un giallo irrisolto, sia diventato anche un terreno di scontro giudiziario sulle parole dette in TV, nei giornali e sui social. Anche Nicodemo Gentile ha confermato che la Cassazione ha respinto la richiesta di Sebastiano Visintin di fare una nuova perizia medico-legale. E Sergio intanto è andato all'attacco anche della Wind. Sergio Resinovic ha deciso di riaprire un fronte che nel caso della sorella Liliana è sempre stato avvolto da mezze frasi, ricordi a scoppio ritardato e versioni che cambiano in base allo studio televisivo di turno. Dopo l'esposto sulla frattura della vertebra T2 e sulla gestione dell'autopsia, il fratello di Lilli ha presentato un nuovo esposto in procura. Nel documento chiede accertamenti puntuali sia sull'ex titolare del negozio di via Cesare Battisti, sia sulla youtuber alla quale Sebastiano Visintin ha regalato il telefono che usava proprio nel periodo della scomparsa. Al centro di questa nuova mossa giudiziaria c'è tutto l'universo telefonico della vicenda. La mattina del 14 dicembre, la meta Wind che Liliana avrebbe dovuto raggiungere, il racconto di Claudio Sterpin che dice di essere andato a cercarla proprio lì, il tracciamento GPS legato alla sua auto e i racconti a più voci delle commesse. Sullo sfondo, come un'altra ombra, c'è il cellulare donato da Sebastiano a una youtuber che si occupa di true crime, un gesto che Sergio definisce inspiegabile e che oggi chiede alla procura di scandagliare nei dettagli. Secondo la ricostruzione che è emersa negli anni, quella mattina Liliana esce da casa dopo le 9 con l'idea, tra le altre cose, di passare in un punto vendita Wind per sistemare questioni legate a un telefono o a una nuova utenza. Sullo sfondo c'è la tensione fra lei e il marito proprio per l'uso dei cellulari e dei contatti e la possibilità che Lilli volesse muoversi in autonomia sul fronte della telefonia.
Da quel momento in poi la traccia si spezza. Il percorso effettivo di Liliana lungo le vie di Trieste si perde nelle discussioni su orari, immagini di sorveglianza e telefonate agganciate dalle celle. In questo vuoto narrativo entra la figura di Claudio Sterpin, l'uomo che racconta di aver atteso invano Liliana a casa sua e di essersi poi messo in moto per cercarla, pensando proprio al negozio Wind come una delle possibili mete. Claudio sostiene da tempo che quella mattina la sua auto fosse monitorata da un sistema di tracciamento collegato alla polizza assicurativa, una sorta di scatola nera installata per motivi di sicurezza, in grado di registrare posizione, spostamenti e soste della vettura. Nelle sue interviste ribadisce che i dati del GPS confermerebbero il suo racconto, al punto da diventare uno dei pilastri del suo alibi. Sullo specifico passaggio davanti alla Wind di via Battisti, il racconto si fa però più tortuoso. Da un lato c'è l'idea che la sua vettura sia stata localizzata ferma in quella zona, come se Claudio avesse effettivamente effettuato una sosta in corrispondenza del negozio. Dall'altro, lui ha spiegato più volte che la macchina sarebbe rimasta per gran parte del tempo nel parcheggio e che i suoi spostamenti veri e propri sarebbero limitati. In mezzo, come un cuneo, si inseriscono le parole delle commesse e le tante versioni della titolare. In televisione, davanti alle domande incalzanti, Sterpin ha raccontato di essersi presentato alla Wind in tarda mattinata, all'incirca fra le 11:30 e mezzogiorno. Dice di essere entrato, di aver chiesto se avessero visto una signora minuta con una ciocca bionda e di aver ricevuto una risposta negativa. Nel descrivere la scena afferma che in negozio c'erano 2 persone, 2 donne dietro al bancone, e ci tiene a sottolineare la presenza di una ragazza più giovane, mora, con i capelli scuri corti, che gli sarebbe rimasta impressa. Questo dettaglio della mora più giovane diventa importante perché viene ripetuto più volte, quasi come un elemento che certifica il suo ricordo. Claudio insiste anche sul fatto di non aver mai visto prima quella dipendente, quasi fosse una figura estranea rispetto alle consuete commesse del negozio. In alcune ricostruzioni il suo ingresso viene descritto come nervoso, agitato, colui che entra di scatto, domanda notizie della moglie e se ne va deluso. Dall'altra parte del banco c'è Elisabetta, che per anni ha gestito il punto vendita Wind di via Cesare Battisti. In un primo momento, quando viene ascoltata dagli inquirenti, la sua versione è netta. Non ricorda nessun uomo che quel giorno sia entrato a chiedere di una moglie scomparsa. Non ricorda il dramma, non ricorda l'urgenza di quel racconto. Dice che se una scena del genere fosse avvenuta se la ricorderebbe senza dubbi. Passa il tempo e la stessa Elisabetta, nelle interviste successive, racconta qualcosa di diverso. Ora dice di ricordare la visita di Claudio, di averlo visto entrare, agitato, allarmato, e di averlo sentito parlare proprio di sua moglie. Descrive un uomo che entra, chiede, si sente rispondere che quella mattina non è entrata nessuna donna con le caratteristiche di Liliana, e poi esce ancora in stato di agitazione. Aggiunge particolari che nel verbale non c'erano, come il tono della voce o il modo in cui avrebbe aperto e richiuso la porta. Le divergenze non si fermano qui. Quando Elisabetta viene chiamata a commentare la figura della presunta mora giovane descritta da Sterpin, nega che nel suo negozio ci fossero commesse con quelle caratteristiche in quel periodo. Sostiene di non aver mai avuto una dipendente che corrispondesse a quella descrizione. Per lei quella ragazza non esiste, non rientra nel quadro dei suoi collaboratori. Il risultato è un cortocircuito. Per Claudio la scena è centrata su quella figura. Per la titolare quella figura è una specie di invenzione. Come se non bastassero i dubbi sul 14 dicembre, emerge poi un altro capitolo ancora più spinoso. In una delle sue interviste la titolare racconta che Liliana e Claudio sarebbero stati nel suo negozio già in precedenza, insieme, per attivare un nuovo numero. Racconta di una richiesta specifica, un'utenza da intestare a Sterpin e di una frase attribuita a Liliana che fa pensare a una SIM utilizzata per la relazione con l'amico di vecchia data, al riparo da occhi indiscreti. In quella ricostruzione si parla della paura che il marito potesse rintracciare anche questo numero, come se l'obiettivo fosse proprio tenere un canale di comunicazione fuori dal controllo di casa. Una scena che, se autentica, rafforza la lettura di un rapporto emotivo e forse sentimentale fra Lilly e Claudio, costruito anche attraverso precauzioni sul piano telefonico. Sterpin però nega.
Dice di non aver mai fatto una visita di coppia alla Wind con Liliana. Nega di aver attivato una SIM in quel negozio, sostiene di non essersi mai presentato lì con lei. Aggiunge persino di non conoscere il negozio prima del giorno della scomparsa, nonostante la storica vicinanza della zona ai suoi luoghi abituali. Anche su questo piano, quindi, abbiamo due storie che non si incontrano. Il nuovo esposto di Sergio Resinovic nasce esattamente da questo groviglio di versioni e controversioni. Da un lato c'è un uomo che racconta di essere entrato in negozio e di aver parlato con due donne, di cui una mora più giovane che nessuno riconosce. Dall'altro c'è una titolare che in un primo momento non ricorda niente, poi improvvisamente ricorda tutto, ma elimina la figura della mora e aggiunge un presunto precedente accesso di coppia mai confermato dall'altro protagonista. Per il fratello di Liliana, questa elasticità della memoria non è un semplice dettaglio di contorno. Se davvero quel giorno il negozio Wind era una delle possibili mete di Lilly, se davvero Claudio è passato da lì in piena crisi cercandola, se davvero in passato c'era sta l'idea di una SIM riservata, allora ciò che è stato visto o non visto in quel punto vendita assume un peso enorme. Ogni buco, ogni contraddizione, ogni "me lo ricordo solo ora" mina la ricostruzione degli ultimi movimenti di sua sorella. Nel suo esposto, Sergio chiede che la procura valuti in modo rigoroso le discordanze nelle dichiarazioni dell'ex titolare. Chiede che si verifichi cosa ha detto nei verbali, cosa ha detto in televisione, cosa ha raccontato in contesti privati a chi conosce sia lei sia la YouTuber. Il sospetto, tradotto in linguaggio giudiziario, è che ci siano state lacune, aggiustamenti o omissioni che possono aver inciso sulla ricostruzione complessiva di quella mattina. Il nuovo esposto non si ferma però alla Wind. L'altro tassello che Sergio mette sul tavolo è il telefono regalato da Sebastiano Visintin a una YouTuber che si occupa proprio di casi di cronaca, compreso quello di Liliana. Secondo quanto emerso negli articoli più recenti, il regalo sarebbe avvenuto circa un anno dopo la scomparsa di Lilly, quando ormai la vicenda era al centro del dibattito pubblico e Sebastiano aveva iniziato a rilasciare interviste e partecipare a trasmissioni. La YouTuber racconta che il rapporto con Visintin nasce da un'intervista sul caso. Dopo alcuni incontri, lui si presenta con un telefono, un apparecchio apparentemente vuoto, che le regala dicendole che è un dispositivo ricondizionato e che può considerarlo un dono anche da parte di Liliana. All'inizio lei lo utilizza per lavoro, convinta che gli inquirenti abbiano già sequestrato tutto ciò che poteva essere importante. Col tempo, ascoltando altri contenuti e mettendo insieme le informazioni, la donna comincia a chiedersi se quel telefono non fosse lo stesso che Sebastiano utilizzava proprio nel periodo della scomparsa della moglie. Quando glielo chiede in modo diretto, lui, secondo il suo racconto, risponde in maniera vaga, farfugliando, lasciando intendere un sì non proprio sereno. La YouTuber decide allora di consegnare il dispositivo in questura, dove vengono disposti accertamenti tecnici non ripetibili. Per Sergio questo gesto di Sebastiano è difficilissimo da spiegare in modo lineare. Nelle sue dichiarazioni lo definisce un atto inspiegabile, tanto più considerando che parliamo di un telefono che, secondo la YouTuber, era stato utilizzato proprio nei giorni cruciali del caso. È questa anomalia che lo porta a chiedere alla procura non solo di approfondire la consegna del cellulare, ma anche di verificare i rapporti tra la YouTuber, Sebastiano, e la titolare del negozio Wind. L'elemento che collega i due poli dell'esposto Wind-YouTuber è sottile ma preciso. Da una parte c'è la titolare che in una recente intervista dichiara di non sapere chi sia la YouTuber, di non conoscerne nemmeno il nome. Dall'altra c'è la stessa YouTuber che in un suo video racconta di essere entrata proprio nel negozio Wind di via Battisti, di aver parlato con la titolare e di essersi sentita dire che il giorno della scomparsa di Liliana non era lei in turno, ma un'altra dipendente. Se si prendono alla lettera questi racconti, almeno un contatto fra le due c'è stato. Anche fosse solo un incontro fugace, è comunque sufficiente a rendere piuttosto strana l'affermazione "non so chi sia". Per Sergio, che sta cercando di chiudere il cerchio intorno al tema telefoni, questo è un ulteriore segnale che le dichiarazioni, con il passare degli anni, si sono adattate alle conversazioni pubbliche, più che alla necessità di fissare una volta per tutte cosa è accaduto.
In questo nuovo esposto il fratello di Liliana non accusa formalmente nessuno di un reato specifico, ma chiede che si verifichi se ci siano stati comportamenti che possano rientrare in ipotesi come false informazioni, reticenze o qualunque condotta che abbia contribuito a confondere le acque. Il filo conduttore è unico. Tutto ciò che riguarda il mondo Wind e il mondo del telefono regalato non può rimanere nella zona grigia dei racconti televisivi. Questa iniziativa si inserisce in un quadro giudiziario già molto delicato. Dopo la prima archiviazione, che aveva sposato la tesi di un gesto volontario, il caso è stato riaperto. La superperizia medico-legale disposta sul corpo di Liliana ha ribaltato le conclusioni originarie, parlando di un quadro compatibile con l'omicidio e non con un suicidio. Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio, mentre il tecnico che aveva seguito l'autopsia è finito a sua volta indagato per la gestione della vertebra T2. In parallelo, la difesa di Sebastiano ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere una nuova perizia medico-legale, dopo aver a lungo sostenuto che quella già eseguita fosse sufficiente. Anche questo cambio di linea alimenta la sensazione, per Sergio, che intorno al caso si stiano giocando partite diverse. Da un lato la narrativa pubblica, dall'altro il lavoro sugli atti, spesso non perfettamente allineati. In questo scenario, il fronte Wind, telefono alla YouTuber, diventa un banco di prova importante. Se la procura deciderà di accogliere le richieste contenute nell'esposto, potremmo assistere a nuovi interrogatori, a una rilettura dei verbali e a un'ulteriore analisi dei percorsi telefonici, dei tracciamenti GPS, dei contatti fra i protagonisti. Se invece dovesse ritenere che si tratta solo di discrepanze marginali, il rischio è che questo pezzo di storia resti per sempre confinato tra i misteri nel mistero. Al netto delle simpatie e delle antipatie che ciascuno può avere per i vari protagonisti, il nodo sollevato da Sergio è chiaro. La mattina del 14 dicembre Liliana scompare. Attorno a quella mattina ci sono telefoni che squillano, cellulari che forse vengono cambiati, negozi di telefonia che potrebbero essere stati punto di passaggio, dispositivi che anni dopo vengono regalati e poi consegnati alla polizia. Ogni buco di memoria, ogni dettaglio aggiunto dopo anni, ogni non ricordo trasformato in ora ricordo tutto, può spostare la percezione dell'intera vicenda. L'esposto non risolve i dubbi, ma mette nero su bianco che su questo fronte Sergio non ha intenzione di mollare. Vuole sapere con esattezza chi ha visto chi, a che ora, in che condizioni, quali rapporti collegano la Wind di Via Battisti al telefono finito sul tavolo di una YouTuber. Perché finché queste tessere non verranno messe in fila, il sospetto è che il caso di Liliana Resinovic non sia soltanto la storia di una morte da chiarire, ma anche il racconto di una memoria collettiva che si adatta, si corregge e a volte si dimentica proprio dove servirebbe ricordare di più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.